Non poteva che essere la musica a suggellare un momento così importante per il Conservatorio Agostino Steffani. In Borgo Treviso la posa della prima pietra che dà il via simbolicamente al cantiere della nuova sede in Borgo Treviso. La nuova sede realizzata grazie alla riqualificazione dell'ex scuola Maffioli, della chiesa di San Giacomo e del chiostro dei Serviti. 3 livelli per 3.700 metri quadrati per un quadro economico di più di 10 milioni di euro. 3 gli edifici interessati, compresi tra le vie Riccati, San Giacomo e il canale Musonello. Dopo la benedizione congiunta di Don Daniele Vettor, parroco della parrocchia di Santa Maria della Piave, Monsignor Claudio Bosa, parroco del Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale di Castelfranco Veneto, gli interventi della presidente Annalisa Bisson e del direttore Paolo Troncon. Finalmente avremo un luogo all'avanguardia dove docenti, studenti potranno svolgere il loro lavoro in un posto meraviglioso. Io sono convinta che questo complesso darà molta ricchezza alla comunità castellana, ma non solo, anche alla provincia e al Veneto in generale. Un impegno economico di 10 milioni. Qui seguirà un secondo impegno economico di 10 milioni per completare un progetto molto ambizioso che porterà in questi luoghi un conservatorio oggi molto attivo nel campo della internazionalizzazione, della ricerca. Prevediamo per fine del 25 di poter traslocare le attuali aule nel chiostro di San Giacomo. Determinante l'appoggio del Comune, che ha reso disponibili 340.000 euro necessari alla realizzazione del progetto definitivo, così da sbloccare finanziamenti per 20 milioni di euro. Di giornata storica infatti ha parlato il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che orgogliosamente in visita al cantiere indossava giubbotto e caschetto. Ci abbiamo messo energia, ci abbiamo messo speranza, abbiamo creduto ed abbiamo perseverato. Oggi si concretizza questo, che è un risultato importantissimo per il Conservatorio e per la città di Castelfranco Veneto, che consoliderà la sua vocazione culturale che passa attraverso la musica.